Il ponte vecchio si rimette a nuovo. Sono iniziati i lavori di restyling e manutenzione ordinaria che saranno divisi in 3 fasi. Per una settimana, questa, meteo permettendo, si lavorerà al restauro delle balaustre, dei fronti sud e nord, colonnine e poggioli compresi. Sono le maggiormente esposte agli agenti atmosferici, per cui richiedono un costante intervento di pulitura soprattutto e di lucidatura con una patinatura che verrà eseguita nei giorni successivi. Ecco, quanto dureranno grosso modo questi lavori di manutenzione e pulitura? Noi auspichiamo di finire in una settimana, ma forse qualche giorno in più ci vorrà, insomma, questa è la nostra intenzione. È un materiale che è molto soggetto alla termodilatazione, agli agenti atmosferici, il vento, l'aria che qua sul ponte spira in maniera consistente e purtroppo notiamo anche noi che ci sono queste fessurazioni continue, questi movimenti del legno che però sono tipici della materia. Le altre 2 fasi si dipaneranno tra luglio e settembre con la manutenzione dei rostri sul fiume e la stesura del protettivo per il pavimento. Però speriamo che la gente, i turisti non alzino gli occhi al cielo, perché ci sono tante di quelle ragnatere che fanno schifo. Speriamo siano pulite al più presto e speriamo che i lavori continuino per non dover rattoppare troppo e dare la possibilità ai turisti di vedere delle crepe, delle ragnatere, della vernice scrostata che non fa certo onore a un ponte come questo. Pulizia della copertura che verrà realizzata entro settembre, fanno sapere dal comune. Nel frattempo, dunque, non resta che guardare avanti. Molto meglio così che così.